Italia Rivas. She's saying a love story. Mira, estoy llorando todo el día. Ok l'Italia, allora leggiamo insieme con quest'ultimo spiraglio di luce, questa autodichiarazione, i sensi degli articoli Cici e Cocò. Allora qua praticamente si mettono i dati anagrafici. Io voglio dedurre che per chi sta in camper, vedi, residente in, si mette l'indirizzo di residenza, e domiciliato in, tipo metterò dove scrivo in camper adesso, non lo so, metto più o meno la via dove sono adesso. Poi qua ok, si mette il tipo di documento, il numero documento, eccetera eccetera, utenza telefonica, il cellulare. Dichiara, loro qua scrivono, sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio, porca miseria, non ne parlano d'altro, di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere risultato positivo al coronavirus, tamponi non ne hanno fatti, di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dall'articolo 3 eccetera eccetera in caso di inottemperanza alle predette misure di contenimento. Che lo spostamento è iniziato da indicare l'indirizzo da cui si è iniziato lo spostamento con destinazione. Perfetto. E poi loro dicono che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza per trasferimenti in comune diverso, situazioni di necessità per spostamenti all'interno dello stesso comune o motivi di salute. Ok, quindi qua c'è da fare la crocetta. Io nel mio caso dovrò mettere motivi di salute, in più anche situazioni di necessità, perché dopo per sicurezza metterò che mi sono fermato al distributore a fare i GPL. Oddio, era per strada? No, in teoria non serve neanche, cioè mi fermo al distributore, se devo andare da un punto a un punto e mi fermo al distributore metto che sono nel distributore. Data, ora e luogo del controllo, diciamo io metterei la data e la firma e non metto l'ora e neanche l'operatore di polizia, se no mi toccherebbe fare i corsi per entrare nell'arma. No. Occhio, guarda, ci sono le moto della polizia municipale che continuano a passare su e giù per le stradine. Beh, da parte mia io sono ben più che tranquillo. Primo, perché non esco mai. Secondo, quando esco per portare fuori il cane. E anche prima che sono andato a prendermi i moduli, perché mi tocca andare a San Donà per il discorso qua di ste cazzo di tonsille. Secondo me si sta riformando l'ascesso dentro, qua è da togliere, è inutile imbottirmi di medicinali a 1000. E sono andato col cane, quindi ho fatto il 2 in 1. Non è che sono andato da solo a prendermi le cose, hai capito? Non lo so, stavo pensando che forse il mio telefono è un po' da cambiare. Sì, perché è tutto tipo un po' spiegazzato, è tutto un po' storto, la batteria non dura un cacchio, è vissuto, è vissuto. Ho preso il Redmi Note 8 Pro, che ho visto ha un'ottima fotocamera, è un ottimo processore, 6 GB di memoria RAM e niente, vediamo di tenerlo di conto. Ovviamente gli ho preso la custodia, ce l'aveva anche questo e basta, non c'era il desiderio diciamo di cambiare telefono, però purtroppo questo è quel che è, insomma, ecco, quindi niente, bisogna cambiarlo. CP, bisogna trovare comunque il modo per non annoiarsi e mantenere una discreta attività fisica. Caro il mio CP, il mio bellissimo CP, il mio bellissimo CP, il mio bellissimo CP, il mio bellissimo CP, Dio buono, che mangia quella pallina! Cara. Italia, buongiorno. Come ti ho anticipato, oggi è la giornata in cui sarei dovuto andare e ci sto andando a fare il pieno del GPL. Ho fatto 20 euro di GPL. Sì, il foglietto è lì sotto i dadi, vedi? Quello è il modulo di autocertificazione. Ora sono al Lidl che mi prendo delle cose che mi servono da mangiare e comunque anche colluttorio, spazzolini, quelle cosine là. E dopodiché andiamo in farmacia. Non ho trovato posti di blocco. Certo, c'è ben poco movimento rispetto al solito, quello sì. Incredibilmente il parcheggio del Lidl è pieno, io non capisco, cioè io faccio la spesa una volta ogni 2 settimane e qua è pieno, ma di solito non era neanche così pieno, capisci? Di c'è sto ventazzo da giorni, porca miseria.
Beh, si entra praticamente tranquilli e fuori c'era uno che distribuiva i guanti, io ce li avevo già. Hola, ciao, com'è? Fatto riconosciuto. Non trovo le vitamine C. Sì, no, papà il coronavirus, ripeto, io la vitamina C me la prendevo comunque in ogni caso. Hanno tolto praticamente tutta la roba cinese, involtini, eccetera. Quanto ti rompe i coglioni il camper, vedi? Eccolo là, devo spostare perché non si passa. L'uscire è bravo a far manovre, guarda che roba. Chai Pai! Che vento CP! Minchia che ora di scoregge! Quanto hai scoreggiato? Amore, non hai fatto il caccone stamattina con l'Alessia che ti ha portato in giro, no? Digli. E l'Alessia ha dormito con noi? È da 2 giorni che dorme qua nel camperino, eh? Ma sì! Tentazione. Mamma mia, adesso te conto, anche perché fuori c'è vento. Allora, chi mi conosce, adesso vediamo le 4 frecce, sa che faccio sempre di tutto per evitare ogni tipo di baruffa, anche verbale, no? Con chiunque. E insomma, ero lì in farmacia e c'era le transenne, no? Perché bisognava rispettare il metro di distanza. Ok, va bene, tutto a posto. E a un certo punto devo dargli il codice fiscale, non me lo ricordo a memoria. La tipa mi fa: beh dai, prendi qua, scrivilo qua. Ho detto no, che così lo scrivo veloce e mi viene. Ok, faccio per prendere il foglio. Nel frattempo non passa una farmacista, mi fa: vediamo di rispettare il metro di distanza. E là, porco del tuo Allah, Buddha e Anubis di ma quanto mi sono trattenuto. In parte c'era anche il tabacchino, quindi sono sta bravo insomma dopo sta roba a non darci mai il tabacco. La sciora tabaccona c'è sempre qua che aveva Suezo come una mia ex titolare diceva sempre aveva Suezo come a pedal beat. Non so, sciora sta dentro, guarda fuori a tabaccare, guarda qua bronza lunga 2 metri. Ste sciore moderne. Vabbè Italia, ricontinuiamo a isolarci, via. Beh, è stato strano, no? Rimuovere Pulmin dopo tanto tempo, no? Caro Pulmin. Non è neanche registrato. Che sacrilegio, vero? Lo so, è uno spreco mediatico perché nonostante abbia la GoPro non riprendo certe robe. Praticamente mi ha richiamato la municipale, si vede che dentro c'era una un po' più sveglia di quelli che mi hanno risposto al telefono e mi ha detto no grazie della segnalazione tutto quanto, però mi raccomando la prossima volta chiama il numero delle emergenze. E io ho detto no, guarda che io l'ho chiamato il numero delle emergenze, mi è stato detto di mandare un'email. Hai capito? Ho detto no, la prossima volta chiama le emergenze, chiedi e mi ha dato il suo cognome, hai capito? E quindi bene dai. Si vede che hanno iniziato già a fare qualche furtarello, si sono ricordati, ma guarda che c'era Shingano là, che ce li aveva segnalati, ce li aveva descritti, povera Italia. Comunque Italia, guarda che c'è andata anche di lusso, perché un po' di ottimismo, dai, come l'1 euro. Se ci capitava in piena estate sta roba, non dico in primavera, ma proprio in piena estate, col caldo merda, e tutto quanto, e noi dovevamo stare isolati, chiusi in casa. Prova a immaginare magari anche chi non ha il climatizzatore, quelle cosette là, cioè prova a immaginare. Qua bene o male, cioè è ritornato l'inverno, magari
per carità può essere un ciclo naturale del cambio delle temperature, no? E dei venti e tutto quello che vuoi, però chi lo sa che non è stato magari questo nostro fermarsi, non tanto con le auto ma proprio anche con tante attività, fabbriche superflue eccetera, che ha fatto respirare un po' il pianeta e quindi fatto tornare l'inverno. E quindi con questo inverno, che tra l'altro insomma è anche accompagnato da questa bora non indifferente, oggi sì, c'è un po' di tregua, vedi, però sentivo poi anche in altre parti dell'Italia che c'è questo vento molto forte e gelido, insomma, sia è su l'1 grado o sotto 1 grado, quindi magari potrebbe anche piovere, insomma non sarebbe male. Cioè quando Singano è stanziale, che non deve andare su e giù per le montagne, e la neve gli va benissimo. E Destino ha voluto... ho sbagliato strada? No, cazzo. E Destino ha voluto che andassi via stamattina a fare queste commissioni che dovevo fare, perché il distributore, che è l'unico qua in zona che fa GPL, è aperto solo per il GPL solo la mattina, quindi se andavo il pomeriggio trovavo chiuso, hai capito? Sarei dovuto ritornare di nuovo. Sì, ho perso la strada, cazzo, non capisco più. Tipo col Porsche là che fa McLaren Formula 1, che una volta c'era anche il limite 30, poi non lo so, è morta una bambina in un incidente, è successo qualcosa di grave, l'hanno tolto e hanno messo 50. Non riesco a capire sta roba, proprio non la capisco. Stack. Eribo Italia, rieccoci qua, dai. CP, sei felice? Adesso ho provato a rimettere la GoPro con il microfono in modalità automatico che rileva vento, sott'acqua eccetera, vediamo se è meglio. Per carità, il microfono comunque guarda qua davanti. Sì, è un action cam, non è proprio una macchinetta da vlog, hai capito? C'è chi ci fa le modifiche, ci mette il microfonino eccetera per trasformarla in una macchinetta da vlog, ma nel mio caso no, ancora no, assolutamente. Io piuttosto uso i 3 quintali di mirrorless, di macchinetta che ho. Se un giorno però inventano un microfono pluridirezionale, allora sì, lì sì sarei interessato, perché come vedi le mie riprese possono essere così, come piuttosto giro e continuo a parlare con lo stesso tono di voce, hai capito? E quindi ci vuole un microfono che acquisisca sia da davanti che da dietro, mentre quello che ho nella Sony acquisisce solo davanti, è quello direzionale, è vero che puoi girarlo, ma ogni volta svitare e girarlo non è proprio il massimo, e quello della GoPro invece è proprio lì davanti, c'è il buchetto sotto la lente, e quindi quando parli da dietro lui acquisisce, no, il rimbombo, no, una sorta di eco che crea la voce dietro al microfono. Singano, sei andato via coi piatti a lavare? Ma non è bello, cioè, per la gente che ti vede coi piatti così, dai! Vabbè, madonna, dai, su! Pare di sentirmene una. Eccolo! Vai Sigari!